A 16 La Verità è venuto a salutarci. Luigi De Magistris. Chi sei? Io sono nato a Napoli il 20 giugno del 67 e sono tante cose. Innanzitutto un essere umano, orgogliosamente napoletano, meridionale, italiano. Ho fatto il magistrato, ho fatto il sindaco, il parlamentare europeo, giurista, scrittore, opinionista, visto che c'è un palcoscenico, anche attore di teatro civile, attivista sociale, tante cose. Descriviti in 3 parole. Romantico, onesto, coraggioso. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno, soprattutto di questi tempi, che ci possa stare più pace e più giustizia sociale. Se non questo, cosa avresti fatto nella vita? Non lo so perché mi piace anche non programmare. Forse il filosofo. Collaborazione dei tuoi sogni. A me piacerebbe vivere in un mondo in cui si riscopra il rapporto tra esseri umani, esseri viventi e natura. Io credo che noi abbiamo rotto questo incantesimo, cioè dell'uomo, dell'essere umano, della donna inserito in un pianeta in cui si debba vivere rispettando ciò che abbiamo trovato. Invece sembra che dobbiamo consumare tutto. Ecco, il sogno che si riscopra insieme agli altri, perciò in collaborazione con gli altri, perché deve essere un percorso più fondato sul noi che sull'io. Rapporto con i social. Buono, ma non deve sostituire il rapporto con le persone. Io li uso molto, non devono mai avere l'effetto di dire metto il mi piace, il like, il commento, ho esaurito la mia funzione sociale, perché i rapporti vis-à-vis, quelli insomma diretti, rimangono i migliori. Cos'è per te la musica? La musica è tantissimo. Nei momenti difficili mi hanno sempre salvato, a parte alcune persone, la musica e i libri. La musica è fondamentale perché ti entra dentro, ti rilassa, ti fa pensare, ti carica, è un antidepressivo, è fondamentale. Progetto di cui sei più fiero. E a parte la famiglia e i figli, essere riuscito a superare il concorso in magistratura, perché devo dire, una volta che mi sono iscritto all'università, il mio sogno professionale era quello di poter dare il mio contributo massimo alla giustizia. Io sin da ragazzo ho avuto un'allergia nei confronti delle ingiustizie e quindi per me fare il magistrato, però in un certo modo, non il magistrato che si mette su un piedistallo del potere, ma il magistrato che si mette al servizio della giustizia e del bene comune, quello è stato un sogno che sono riuscito a raggiungere con tanta forza di volontà. Artista che rimetteresti in vita. Sono tanti. Se andiamo indietro, anche per farsi una risata, per me Totò è stato il più grande. Se stiamo alla nostra città, i due che hanno costruito il tridente della mia gioventù, Pino Daniele e Massimo Troisi. E poi per andare anche fuori, diciamo, Napoli, a me piaceva tanto Fabrizio De André, ma anche per il pensiero politico con la P maiuscola, quel sogno anarchico. Alcuni associano l'anarchia, non so perché, alla violenza. L'anarchia è proprio l'antitesi della violenza, cioè il sogno di arrivare a una società in cui si sta talmente bene che le regole scritte alla fine non servono. Un errore che cancelleresti dal tuo percorso. Ma gli errori che cancellerei, quello forse di essermi nella vita in maniera troppo generosa fidato sempre di troppe persone. E invece l'insegnamento che deve venire dalla storia, le istituzioni e non solo sono costellate anche di Giuda. Però questo me lo porto dentro, cioè io mi fido come istinto, però forse nella vita sarei dovuto essere in qualche occasione più cauto. Qual è l'ultimo libro che hai letto? L'ultimo libro che ho letto, un libro che presento tra qualche giorno, molto bello, di una giovane napoletana, Flavia Carlini, libro che parla dei colpi di Stato nel nostro paese. Un consiglio che daresti a te di 20 anni fa? Guardati con più attenzione le spalle. Un consiglio ai giovani? Inseguire sempre i sogni, anche quando questi sembrano difficili, perché sognare non è utopia, ma alla fine se c'è determinazione può essere un atto di realismo concreto. Rapporto con Dio. Io sono credente, un po' eretico. In che senso? Lo spiego. Io ho letto molto il Vangelo. Nel mio comodino troverete la Costituzione e il Vangelo. Nei momenti difficili il Vangelo mi ha ispirato tanto, però così come le istituzioni qualche volta, anzi più di qualche volta mi hanno deluso, certe volte anche dal mondo diciamo ecclesiastico ho avuto delle delusioni. Quindi io mi prendo la forza della giustizia divina e terrena del Vangelo, perché non è solo una questione divina, è una questione terrena. Basti pensare quando Gesù si indigna e si arrabbia e si innervosisce nel Tempio nei confronti degli abusi del potere. Ecco, io vorrei quel messaggio fosse sempre al centro
della vita pastorale del mondo cattolico, l'attacco pacifico ma forte contro le ingiustizie del potere. Se fossi il primo ministro, qual è la prima legge che attueresti? Contestualizziamolo a questo momento. Farei una legge in cui l'Italia non vende ed esporta più armi. Far diventare l'Italia il simbolo di un paese che dà un segnale al mondo che senza pace non c'è giustizia e quindi c'è il trionfo, se c'è la guerra, dell'odio rispetto all'amore. La prima legge è questa qua. Consiglia 3 brani da ascoltare. Pink Floyd, The Wall, muro. Le mura in generale da abbattere, non solo tipo il muro di Berlino, ma anche le mura che abbiamo dentro di noi dell'indifferenza e magari della diffidenza nei confronti degli altri. Continuando su questo percorso mi verrebbe in mente Napoli di Pino Daniele e in particolare mi soffermerei sulla frase in de vic miezallat, che è tutta Napoli, cioè quello di andare in mezzo ai vicoli e confrontarsi e contaminarsi con la gente. E poi mi viene in mente, visto che sono autenticamente meridionale, che l'ho anche cantata una volta, ovviamente con nessun successo, con Inconanco di Eugenio Bennato. Complimenti, perché credo che oggi la comunicazione sia tanto in un momento in cui c'è apparentemente tanta informazione, ma c'è anche tanta palude nell'informazione. Grazie.